di silenzio, sta per iniziare lo spettacolo. Ma c'è uno spettacolo, mi hanno detto che c'è uno spettacolo qui, scritto da Jovanotti. Sì, scritto da Jovanotti. E la musica l'ha scritta? De Franceschi. De Franceschi, ma mi hanno detto che questo spettacolo ha fatto un successo allucinante. Noi speriamo di arricchirlo e di fare un grandissimo successo, più dell'altro, più del primo. Più del primo, quello originale che ha fatto Jovanotti. Ma mi hanno detto che suonare questo strumento, che è un fagotto, è difficilissimo. Aspetta che rispondo un attimino, Un attimino. Sì, Jovanotti? Sì? Sì, Lorenzo? Sì. Mi ha detto Lorenzo che dovete fare i bravi questa sera, dovete comportarvi bene, anche se queste sono le prove generali. Esatto, più che bene dobbiamo comportarci. Ma la difficoltà di suonare il fagotto in questa occasione, cambiando registro poi da una parte all'altra, è un po' difficile. Esatto, è difficilissimo. Ho capito, ma qual è la difficoltà? La difficoltà sta nell'appunto avere costanza nello studiare e nell'applicarsi. Perché apparentemente questo spettacolo, quest'opera può sembrare una cosa molto semplice, poi in realtà invece ci sono dei cambi anche armonici molto difficoltosi, molto difficili. Esatto, e sta proprio nella bravura dello strumentista riuscire ad applicare questi cambiamenti armonici. Lui dice sempre esatto, però voglio capire, la signorina invece cosa fa all'interno di questo spettacolo? Io faccio la dama. Ah, la dama, lei è una dama. Io sono una dama. Lei non suona. No, io canto. Ah, lei canta. Sì. E la difficoltà nel cantare quest'opera? Muoversi e cantare, ecco, la difficoltà prevalentemente è quella, perché a volte dobbiamo muoverci un po' storti e quindi è un po' più faticoso, però. Ma mi hanno detto che poi all'interno di questo spettacolo, dove comunque si parla delle lettere di Mozart, ci sono dei momenti che apparentemente possono sembrare, possono sembrare anche comici, tipo la quinta parte dove si parla della cacca. Sì, si parla proprio della cacca. Ecco. E quindi? Dovete vederla. Allora, stiamo iniziando, queste sono le prove generali, io continuo il discorso, invece prego. Auguri, anche se non si dice, io invece parlo con Stefano Mancini che è il presidente della cooperativa Teatro e o Musica e si parla proprio, Stefano, di questo momento, di questa quinta parte dello spettacolo dove in realtà non è che si parli di cacca, ci mancherebbe altro, ma il fatto è che Mozart quando scriveva le lettere, questa è una lettera che scrisse alla sorella tra l'altro, esatto, mandava delle lettere un po' particolari. Ma dal punto di vista linguistico e letterario era un discolo, perché era in qualche maniera al di fuori dalla realtà. Lui è un gran musicista, un genio naturalmente, e non c'è corrispondenza tra quello che scrive dal punto di vista letterario, parlo delle lettere, con la sua creazione artistica. La creazione artistica è straordinaria, non c'è bisogno che io lo ripeta. L'epistolario invece sui parenti, insieme al papà, a Leopold, a Nannarella, la mamma, rasenta assolutamente l'improntitudine di una persona che sta in qualche maniera scrivendo liberamente e senza pudore. Intanto, mentre noi parliamo, c'è il nostro operatore che sta entrando dentro, perché vedete oggi ci sono le prove generali dello spettacolo. Ecco qua, queste sono le prove generali di questo spettacolo che è La parrucca di Mozart. Sì. È uno spettacolo un po' particolare che Cherubini, di cui ha scritto il testo, insomma si è veramente dato molto da fare, voglio dire, per interpretare in qualche modo quello che era il pensiero di questo uomo eclettico musicalmente ma anche pazzo nella sua vita, oltre che sfigato, perché insomma a 30 anni poverino è morto, ma poi è stato mollato dalla moglie perché la moglie gli metteva le corna con un suo allievo, insomma questo uomo ha vissuto un po' un macello, no? Beh, è stata una vita avventurosa, perché lui ha girato, stiamo parlando del fine del Settecento, lui ha girato il mondo a quell'epoca, stiamo parlando di Roma. Scusi, signorina, lei invece qual è il suo compito all'interno dello spettacolo? Devo fare la bambina, ma devo andare. Ma lei è una bambina, e lei lei abbiamo già fatto, la bambina deve andare, andate tranquillamente. Scusi, ma scusa, ma nell'interno dello spettacolo c'è l'amante di Mozart? No. La madre? L'amante. No. Cioè l'amante della moglie di Mozart non c'è? No, non c'è. Ok, no, perché parlavamo proprio di questo. Ritorniamo un attimino qui da Mancini, mentre i ragazzi... Stai destabilizzando lo spettacolo. Vabbè, tanto sono le prove generali, non è che sto rofilando niente. L'unico che destabilizza qui è lui. Sergio, stai destabilizzando Sergio? No, se no...
Sergio si è innamorato molto della vita di Mozart, ma talmente tanto che è andato a vedere proprio le prove di Jovanotti, tant'è vero che sì, quando è c'è vero. stata la presentazione proprio di questo spettacolo, lui ha inserito all'interno della presentazione proprio delle immagini di Jovanotti durante le prove con i Ho ragazzi. capito, dei promo dello spettacolo, sì. In realtà ti dirò che l'ho scoperto anch'io su una rete, diciamo, privata. Ho visto questi, come dire, backstage dal punto di vista dello spettacolo e sono rimasto sorpreso, ho detto, ma questa è una cosa che a Sassari si può fare. Si può fare perché a Sassari c'è il Conservatorio di Musica, che è l'istituzione cittadina dal punto di vista didattico della musica, e la cosa ha funzionato perché indubbiamente lo spettacolo è impegnativo per i ragazzi, è uno spettacolo che coinvolge i ragazzi piccoli del conservatorio. L'orchestra, la media è di 14 anni, ti puoi immaginare, cioè ragazzi che stanno al secondo, al terzo anno, cioè stanno nella fase di apprendistato assoluto. Sul palcoscenico ci sono dei ragazzi che tra l'altro non sono dei cantanti veri e propri, ma sono degli strumentisti che si sono cimentati nella parte attoriale, per cui c'è stato un coinvolgimento, ma non solamente dei ragazzi, ma anche di tutti gli insegnanti che hanno collaborato attivamente alla realizzazione, perché devono essere naturalmente seguiti. Certo. A questo punto, visto che lei, professore, parlava comunque del grande lavoro che è stato fatto dai professori e anche dai ragazzi, bisogna ricordare che questi signori, questi ragazzi hanno iniziato le prove a maggio e il sabato nel giorno libero, quindi pur di arrivare a un livello qualitativo che io ho già visto delle altre prove, devo dire molto alto. I ragazzi hanno iniziato scherzando e giocando, naturalmente perché si presta l'operazione. Dopodiché è scattato un meccanismo di autostima anche, e noi vediamo alla fine del lavoro, delle prove, una grande serietà e un grande impegno che ha consentito allo spettacolo di andare in scena, altrimenti sarebbe stato veramente complicatissimo. C'è stata una trasformazione in atto fra di loro, dal gioco alla professione. E proprio di questo io volevo parlare. No, le spiego subito, professore, perché siccome nei giorni scorsi si è parlato comunque delle varie problematiche in riferimento, adesso non voglio fare politica, ci mancherebbe altro, però delle varie problematiche in riferimento ai tagli alla scuola, delle varie problematiche in riferimento, anche se se ne è parlato in modo abbastanza generico, se ne è parlato proprio con il nuovo direttore del Conservatorio di Sassari, delle varie problematiche, dicevo, in riferimento ai tagli sulla cultura. Credo che questo sia un po' uno schiaffo a tutti questi tagli tirati via alla cultura. Magari di questo approfondiremo il discorso in un altro momento, sì, però due battute bisogna farli su questo discorso. Sì, sinceramente devo dire che i ventilati tagli alla cultura dal punto di vista dello spettacolo sono rientrati, ovvero non ci sono più stati qui i tagli famosi. Sulla scuola i tagli sono stati effettuati. Certamente. Come non ci sono i tagli sulla cultura? Sulla cultura praticamente... Cioè, quindi ho detto una bufala? No. Il FUS è il Fondo Unico dello Spettacolo, che è il finanziatore del nazionale, era ventilato che fosse stato tagliato di alcune decine e decine di migliaia di milioni di euro. Sono rientrati i tagli, casualmente appena è entrato il nuovo ministro Galan i tagli sono rientrati, finché c'era Bondi, purtroppo per lui, poi si è dimesso praticamente, i tagli sono rientrati.